Ancora sanità, nuovi percorsi di diagnosi e cura per i tumori, un finanziamento ministeriale alla rete oncologica veneta di Padova. Ce ne parla Giorgio Bonomi. 1.200.000 euro per dare nuova linfa alla lotta al cancro, proprio a Padova, dove c'è l'unico registro dei tumori in Italia. È un successo della rete oncologica veneta, a cui partecipano università, azienda ospedaliera, IOVE, Regione Veneto, il riconoscimento di eccellenza nazionale concesso dal Ministero della Salute a 2 nuovi percorsi assistenziali nel trattamento del paziente oncologico, che uniscono diagnosi e terapia in un unico percorso di cura. Ormai è evidente in patologie complicate come quelle oncologiche che non sono i singoli episodi che determinano il successo, ma il garantire un percorso intero appropriato. I 2 progetti valuteranno le performance di farmaci innovativi, con la ricerca di indicatori che permetteranno di seguire l'evoluzione del paziente fino alla guarigione. In particolare si esamineranno quelli che incidono sulle alterazioni molecolari e quelli immunologici, soprattutto per melanomi e tumori al polmone, che contribuiscono a togliere il freno immunitario nel malato oncologico, un processo che parte da una diagnosi efficace. Avere diagnosi omogenee e solidamente stabilite è il presupposto per la utilizzazione di quei farmaci ad alto costo che costituiscono la nuova frontiera dell'oncologia. E la ricerca già in fase diagnostica e di indicatori attendibili porterà anche un notevole risparmio economico. L'obiettivo della rete oncologica, e in particolare di questi 2 progetti, è proprio quello di ottimizzare l'uso delle risorse. Quindi cerchiamo di creare dei percorsi e di individuare degli indicatori di questi percorsi che ci consentono di definire se noi usiamo in maniera appropriata le risorse e se così facendo miglioriamo l'esito dei nostri pazienti.